considerate che di campi di contenimento sulle 8.000 persone circa all'interno, come da planimetria, ce ne sono 3 a Verona. 2 sono nella Verona, diciamo, sud, quindi parliamo di zona Legnago, Rovigo, poi c'è il limite, voglio dire, con Ferrara, quindi 2 sono nella parte sud di Verona e uno sta sorgendo nella parte est, praticamente alle porte della città. Sarebbe San Martino Buonalbergo, dalla superstrada uscita Matarana esattamente, e sono 8.000, appunto 8.000 case prefabbricate. Adesso stanno facendo le fognature tutto intorno, poi ci sarà un blocco medico, un blocco centrale. Se riesco nel pomeriggio vi mando le fotografie. Praticamente la planimetria di un campo di concentramento onestamente è uguale, se uno va a vedere come erano strutturati, e comunque questo ci assomiglia molto. Ci sono appunto le sbarre alle finestre delle casette, c'è un corpo centrale dove credo ci siano poi dei guardiani, non lo so, qualcosa del genere, e comunque cioè, crescono in una maniera pazzesca, cioè lavorano anche, per dirvi, di domenica, lavorano sempre. Impressionante, nel senso che dico, nessuno si accorge di questo, nessuno ne parla, ed è a 3 chilometri dalla città, cioè non è che stiamo parlando. E quindi la domanda è 8.000 per 3 a Verona, solo a Verona, e stanno sorgendo in tutte le città. Quindi la domanda è: per chi sono? Per i negazionisti, per i complottisti, per i Novax? Chi andrà dentro lì?